Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Aumentano le donne che denunciano gli uomini che le maltrattano. In 2 finiscono le domiciliari a Ragusa e a Catania, indagato un immigrato ad Agrigento. Organizzavano e finanziavano la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, in manette 3 uomini d'affari del trapanese. Il boss avrebbe avuto in mente di comprare un covo sicuro in Tunisia. Palermo senza regole, persino il consiglio comunale. Un consigliere sale sui banchi dell'aula e costringe la presidenza a interrompere la seduta. Ennesimo eccesso in una città che sembra ormai senza controllo. Prendevano capi d'abbigliamento con griffe contraffatte con dei video sui social. Durante una diretta irrompe la finanza e denuncia 2 siracusani sequestrando tutta la merce tarocca. In via Etnea a Catania la marcia di studenti, genitori e insegnanti del Ferrarin che si oppongono all'accorpamento con il nautico Duca degli Abruzzi. La solidarietà del sindaco Enrico Trantino. La commovente storia di Keba Seka per tutti Kebis, il primo rifugiato a donare gli organi in Italia. Era arrivato dal Gambia a 17 anni e viveva a Chiaramonte Gulfi. Ancora buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia delle donne che aumentano, denunciano chi le maltratta. Gli ultimi casi a Messina, a Catania, a Ragusa, ad Agrigento. Il centro che le accoglie dice non vi sentite sole. Giusy Lazzara. La paura, la debolezza e la disperazione delle donne vittime di violenza che sempre più trovano la forza di denunciare, reagire quando non si vede via d'uscita per il fallimento di una vita, per proteggere i figli, perché non si ha un lavoro, per vergogna. È stato così per una minorenne che ha denunciato a settembre il patrigno per violenza sessuale. L'uomo è stato arrestato oggi dalla polizia di Messina. La vittima ha raccontato gli anni di abusi quando era ancora minorenne, nonostante i pianti e i rifiuti, e non aveva mai denunciato per paura e vergogna. La scia nera è lunga. La polizia a Ragusa ha arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale uno straniero di 42 anni che da tempo maltrattava la moglie, anch'essa straniera. La donna, per l'ennesima volta, era stata aggredita davanti al figlio disabile. A chiamare il 112 è stata la vittima che aveva deciso di allontanarsi da casa. Non vi preoccupate neanche se tante volte un deterrente può essere la mancanza economica. Possiamo fare in questo momento anche il reddito di libertà che ha aiutato tante donne già nel Ragusano e nella nostra provincia. È importantissimo che non vi sentiate sole. Così anche l'incubo vissuto da una donna in provincia di Agrigento, picchiata per anni davanti ai figli e in un'occasione per le percosse ha perso il bimbo che portava in grembo. Fino a qualche giorno fa, quando la donna è finita al pronto soccorso di Licata, i medici hanno dato l'allarme alla polizia. È stato avviato l'iter del codice rosso e la vittima assieme ai figli è stata allontanata dalla casa e accolta in una struttura protetta. A Catania un'altra vittima ha chiesto aiuto al 112 per percosse subite dal compagno che è stato arrestato. Si stringe ancora il cerchio sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, in manette 3 imprenditori che finanziavano e coprivano la latitanza del capo mafia che con Delle Libertà aveva persino pensato di acquistare un covo sicuro in Tunisia. Ci racconta tutto Maglio Viola. 2 pentiti per ricostruire le coperture alla latitanza di Matteo Messina Denaro. Si tratta di un imprenditore, Giuseppe Grigoli, e di Attilio Fogazza. Sono state le loro rivelazioni a confermare i sospetti emersi dalle indagini e permettere di risalire ai soldi che servivano proprio per coprire la latitanza del boss. I carabinieri del ROS hanno così posto ai domiciliari un altro imprenditore, ex socio del pentito Grigoli, Giovanni Vassallo, e portato in carcere Emilio Alario, accusato di associazione mafiosa, e suo genero Giuseppe Lodato. Secondo il pentito Grigoli, il suo ex socio Vassallo avrebbe fatto parte della rete di fedelissimi che gestiva le comunicazioni di Matteo Messina Denaro e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza. Fin dal 2012 avrebbe fatto parte del gruppo che organizzava gli incontri del capomafia di Castelvetrano con gli altri uomini d'onore e avrebbe avuto stretti rapporti con boss di rango molto elevato del mandamento mazzarese come Vito Manciaracina, Vito Gondola, Antonio Cuttone, Giovan Battista Agate, Luco Burzotta, Dario Messina.
Vassallo avrebbe avuto un ruolo anche in una rapina commessa a Palermo nell'aprile del 2015, il cui bottino sarebbe stato usato proprio per finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro, dopo i sequestri beni subiti dai fiancheggiatori. Le operazioni avevano fatto terra bruciata economicamente e dunque era stato necessario ricorrere ad altri mezzi di finanziamento. A raccontare questo secondo aspetto l'altro pentito, Attilio Fogazza. Fra i dettagli della nuova inchiesta anche l'idea, poi abbandonata, di un covo sicuro e definitivo in Tunisia per il padrino di Castelvetrano, che cambiò idea però appena saputo della malattia, che poi di recente lo ha portato alla morte in carcere dopo la cattura. Adesso ci spostiamo a Palermo perché scoppia il caos in Consiglio Comunale. Il consigliere Giuseppe Milazzo va su tutte le furie, salta sul banco della Presidenza e costringe il vicepresidente a interrompere la seduta, l'ennesimo eccesso di una città che ormai sembra essere davvero senza regole. Marco Gullà. La scena è surreale, pittoresca, folle, seduta del Consiglio Comunale di Palermo, una seduta durata poco più di mezz'ora in seguito alla lite fra il capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo e il vicepresidente del Consiglio Giuseppe Mancuso. Guardate queste immagini, Milazzo, al quale non viene data la parola per un intervento, va su tutte le furie e inveisce contro il vicepresidente Mancuso, sale anche sul banco del governo e prova a strappare dalle mani il microfono a Mancuso. Dalla Presidenza, chiama i capigruppo. Giuseppe Recalo di... No, tu non devi essere con me. Davanti sei io. Non te lo faccio fare. Una scena che fotografa il momento attuale della maggioranza che non riesce a mettere in calendario i lavori d'aula tra regolamento della Movida, riconoscimento della genitorialità, IMU, IRPEF, Tari, variazioni di bilancio, la carne al fuoco è tanta e non si riesce a trovare un accordo su quale delibera discutere prima. E poi ovviamente ci sono i problemi legati alla città come la violenza e la differenziata. Palermo continua ad essere in basso alla classifica dei comuni ricicloni con il 16% soltanto, un dato ancora troppo basso per il capoluogo siciliano. Un tunisino di 48 anni è rimasto ferito ad Agrigento dopo che qualcuno nei pressi di piazza Ravusanella, nel centro storico della città, gli ha sparato. L'immigrato è stato già portato in ospedale alla San Giovanni di Dio e non è in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire cosa sia realmente accaduto, sta lavorando la polizia. La procura di Agrigento ha aperto una inchiesta. Immaginate che durante la diretta di una televendita casalinga abusiva e di capi contraffatti faccia irruzione la Guardia di Finanza. Non si tratta di uno scherzo, ma è quello che è accaduto a 2 persone di Siracusa. Ci racconta tutta Manuela Corsi. C'era una volta l'esposizione della merce falsa lungo le strade delle nostre città. Cinture, borse, portafogli di prestigiosi marchi nazionali ed esteri venduti a prezzi molto vantaggiosi perché contraffatti. Ma nell'epoca dei social, degli influencer e dell'e-commerce, quale soluzione migliore di internet per pubblicizzare e vendere capi di abbigliamento e calzature falsi? È l'idea avuta da 2 siracusani che sfruttavano appunto i canali social per la loro attività illegale. Peccato che tra i follower c'era anche la Guardia di Finanza, che durante la televendita casalinga ha fatto irruzione in diretta. Ultimo pezzo, non ve lo fate scappare. Guardia di Finanza. Buongiorno, Guardia di Finanza. Buongiorno, faccia diretta. Nel video la venditrice non solo mostrava l'ampio campionario di abiti di note case di moda italiane ed estere, ma li indossava e dava pure consigli ai clienti in ascolto. Ed è una L con un bel maglioncino soft. Quindi se l'uomo non ha la panza bella forte, lo dici ma... Inoltre i 2 facevano delle estrazioni assorte per i follower più attivi che potevano vincere giubbotti e scarpe. I 2 sono stati denunciati mentre sono stati sequestrati oltre 500 capi contraffatti. Sono in corso accertamenti anche sui clienti coinvolti in questo giro di contraffazione. La notizia adesso per i consumatori, perché slitta al 1° di luglio, alla fine del mercato tutelato dell'energia elettrica. Il presidente di ARERA Besseghini ha firmato la delibera che sposta la scadenza prevista inizialmente a marzo. Il rinvio, secondo Assoutenti, è una notizia positiva per i consumatori, con oltre 9 milioni di famiglie che avranno 2 mesi in più per godere del mercato tutelato nel settore dell'elettricità. Ci spostiamo a Catania per raccontarvi l'orgoglio dell'Istituto Ferrarin. In Vietnè, a Catania, una marcia di studenti, genitori e insegnanti che si oppongono con fermezza all'accorpamento del nautico Duca degli Abruzzi, ipotizzato dalla Regione, proprio con l'Istituto Ferrarin. Solidarietà anche da parte del sindaco di Catania, Enrico Trantino, il servizio di Tonino De Mana.
il giorno dell'orgoglio, dell'appartenenza e dell'identità. La marcia degli oltre 600 studenti dell'aeronautico Ferrarin è un concentrato di rabbia e speranza, quella di mantenere l'autonomia ed evitare l'accorpamento con il Politecnico Duca degli Abruzzi, che una discutibile scelta della regione rischia di far diventare realtà. A Catania sono 19 gli istituti che rischiano l'accorpamento, ma per il Ferrarin la proposta dell'assessore regionale Turano non è praticabile. Solamente una scelta politica di perdere la nostra autonomia dopo 50 anni di servizio, perché sarebbe in pratica una dissolvenza della nostra istituzione scolastica. Siamo l'unico istituto puramente aeronautico in Italia perché gli altri sono tutti quanti accorpati. Striscioni e cori da stadio in via Etnea. I futuri piloti respingono al mittente l'ipotesi fusione, che viene vista come un tentativo di deturpare l'identità collettiva. Siamo qui uniti per cercare di risolvere questa situazione e per mantenere il nostro nome ancora vivo. Nel corso della mattinata una delegazione di studenti capeggiata dalla preside Patrizia Pittala ha incontrato il sindaco Tarantino, che ha manifestato solidarietà, respingendo con fermezza l'ipotesi dell'accorpamento. E adesso vi raccontiamo la commovente storia di Kebba Seka, per tutti Kebis, il primo rifugiato a donare gli organi in Italia. Era arrivato dal Gambia a 17 anni e viveva a Chiaramonte Gulfi nel Ragusano. Il servizio. Era arrivato a Pozzallo dal Gambia con un barcone quando aveva solo 17 anni. Al primo rilascio della carta d'identità da parte del comune di Vittoria, nel Ragusano, aveva indicato di voler donare gli organi in caso di morte. Lo scorso 13 dicembre, a 23 anni, ha perso la vita per le conseguenze di un incidente stradale e i suoi organi sono stati donati, così come lui stesso aveva stabilito. È la commovente storia di Kebba Seka per tutti i Kebis, il primo rifugiato in Italia a donare gli organi. Kebis viveva a Chiaramonte Gulfi, dove faceva il mediatore culturale nella società Foco. Lavorava per mandare i soldi a casa, alla madre, alla sorella di 17 anni e ai suoi fratelli più piccoli. La comunità e i colleghi ricordano la sua generosità. Chiunque ha conosciuto Kebis ne porta comunque un ricordo molto, molto bello. Non ci ha stupito questo suo gesto, perché Kebis era una persona molto generosa è stato generoso anche dopo la sua partenza, ecco. Il giovane aveva realizzato un progetto di economia circolare per consentire alla comunità di gambiani di tornare in patria con un lavoro da svolgere. Ci lascia la voglia di continuare a lavorare in Gambia e a lavorare nella direzione di aiutare i giovani del Gambia a restare nel loro paese e a svilupparsi lì. Intanto il paese continuerà a sostenere la famiglia del giovane. Sui canali social è partita una colletta per consentire il rientro della salma in Gambia. Occorrono 5.500 euro. Gli organi di Kebis sono stati espiantati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il cuore è andato a un giovane di Palermo. Fegato e pancreas sono stati trapiantati a 2 pazienti di Torino. Le cornea invece sono state donate alla Fondazione Banca degli Occhi di Mestre. Adesso vi parliamo dello scempio ecologico ad Agrigento, all'interno della storica Villa del Sole, nel cuore della città. Il comune ha autorizzato il taglio di tutti gli alberi secolari per la costruzione di una scuola materna e di un asilo. Sit-in dei cittadini e dei movimenti civici che ovviamente non ci stanno. Davide Sardo. Agrigento si ribella contro il taglio di tutti gli alberi secolari della Villa del Sole, nell'area dove è stata avviata la costruzione di una scuola materna e di un asilo. Tanti cittadini, numerose associazioni e movimenti civici si sono radunati in via Europa di fronte a quello che fino a qualche giorno fa era uno dei pochissimi polmoni verdi della città. Un sit-in per manifestare cordoglio e contrarietà allo scempio ecologico, morale e culturale perpetrato alla storica Villa del Sole. Noi protestiamo perché c'è una sottrazione di verde pubblico, di fruibilità al pubblico di quello che era uno dei più importanti polmoni di Agrigento. E abbiamo dubbi sul progetto che si vuole realizzare sostanzialmente, perché sempre di più si sottraggono aree verdi per fare altro. È un attentato alla bellezza e al paesaggio di Agrigento. Una sensazione di angoscia, tristezza. E poi che dire, mi dispiace per i bambini, perché comunque io da bambina in questa villa mi sono divertita.
Nel frattempo il Codacons di Agrigento, dopo una segnalazione alla Procura, ha chiesto l'accesso agli atti per riscontrare le autorizzazioni da parte della soprintendenza relative all'abbattimento di tutto il patrimonio arboreo in un'area ricadente nella zona B del decreto Grappelli e sottoposto a vincolo paesistico. Il Codacons sostiene che negli atti del Comune di Agrigento mancano le autorizzazioni secondo obbligo di legge da parte della soprintendenza. Adesso a Catania parliamo del Natale solidale all'Istituto Cavour, tra canti, lavoretti artigianali, giochi da donare ai bimbi meno fortunati e le immancabili letterine a Babbo Natale. Il servizio. Che tutti i bambini del mondo stiano bene, eppure che finisca la guerra in tutto il mondo. Buon Natale a tutti. Richieste per sé e per gli altri. Il grande cuore dei bambini va oltre il Natale, dove, secondo un vecchio adagio, sono tutti più buoni. La loro bontà e la loro spontaneità nasce da piccoli gesti, come donare un regalo ai bimbi meno fortunati o organizzare un mercato solidale per le famiglie meno abbienti. Dobbiamo credere che loro continuino a credere che esiste Babbo Natale. Babbo Natale è un personaggio fantastico, immaginario, tanto atteso per tutto l'anno proprio in questo periodo dai bambini. Ognuno di loro ha preparato una letterina indirizzata a Babbo Natale con i loro desideri e i loro sogni. All'Istituto Comprensivo Cavour di Catania è il giorno delle richieste a Babbo Natale, pronto ad accontentare tutti, come tradizione vuole. Per quest'anno vorrei il libro di Robby, la casa di Barbie, una collana con un ciondolo a forma di cuore. Vorrei anche che tutti i bambini del mondo avessero un dono da scartare sotto l'albero. Troverai sotto il mio albero latte, biscotti e carote fresche per le tue renne. Insegnanti impegnate in prima linea ed iniziative di solidarietà che scaldano il cuore e la voce. Buon Natale anche a questi dolcissimi alunni della scuola Cavour. Adesso ci occupiamo di spettacolo, risate, canti e battiti di mani al ritmo per il pubblico del Teatro Vitaliano Brancati di Catania, che ha assistito alla prima replica della storica commedia musicale Pipino il Breve, che da ben 45 anni continua a mietere successi ad ogni rappresentazione. Mattatore di ieri e di oggi rimane l'inossidabile Tuccio Musumeci, che con la sua verve inconfondibile, sì, dal 1978 catalizza l'attenzione degli spettatori sul personaggio del re di Francia, padre di Carlo Magno. Il capolavoro di Toni Cucchiara sarà in scena a Catania fino a sabato 23 dicembre per poi approdare al Teatro Massimo Città di Siracusa dal 27 al 30 dicembre e al Teatro Eschilo di Gela il 5 gennaio. Uno spettacolo senza tempo sulla storia di Pipino il Breve, Berta, la Piedona e la nascita dell'imperatore Carlo Magno. Adesso ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di sport, di calcio in particolar modo. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, parliamo del Catania che si divide tra campionato, mercato e Coppa Italia. I rossazzurri preparano la sfida al Benevento che chiuderà il 2023, intanto c'è il primo movimento ufficiale di mercato, Sarao andrà al Siracusa e in finale di Coppa Italia passerà la sfida con il Rimini. Francesco Triolo. Testa al Benevento, al campionato, perché la sconfitta con il Sorrento pesa e deve essere subito cancellata. Il Catania vuole rialzarsi, anche perché dopo l'impatto iniziale, dopo il cambio in panchina, un punto in 3 gare è troppo poco per la banda di Lucarelli, che non può permettersi altri passi falsi. Le parole del tecnico livornese dopo la sconfitta di lunedì hanno aperto scenari importanti anche sul mercato e l'uscita, quella di Sarao al Siracusa già ufficializzata, è solo la prima di una mezza rivoluzione annunciata sul mercato. I nomi pesanti sono quello del fantasista uruguaiano Cesar Falletti, che Lucarelli ha allenato e lasciato a Terni, e quello dell'esterno Emanuele Cicerelli, in forza alla Lazio, dove però non ha giocato un minuto. Sul fronte uscite ci sarebbero intanto il portiere Livieri, che il Catania potrebbe restituire al Pisa, ma anche il laterale sinistro Mazzotta. Campionato e Coppa però, perché gli obiettivi del Catania sono 2 e quello della Coppa Italia potrebbe essere una porta d'accesso importante. In chiave playoff, sorteggiato l'accoppiamento per le semifinali, il Catania affronterà il Rimini in uno scontro diretto tra andata e ritorno.
La prima sfida in trasferta il 24 gennaio, la partita di ritorno al Massimino il 28 febbraio. In caso di qualificazione per la finalissima, la squadra di Lucarelli disputerà ancora il confronto d'andata in trasferta, chiudendo in casa con gara 2. Il Rimini ottavo nel girone B e come il Catania è in corsa per un post ai play-off. È stato consegnato questa mattina a Catania nel villaggio Sant'Agata dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore Sergio Parisi il nuovo polo sportivo da oltre un decennio abbandonato in condizioni di degrado. È stato realizzato un campo da calcio a 5 in erba sintetica, creati un'area giochi per bambini con una zona fitness e compiuta la risistemazione dello spazio limitrofo a via Fellini. Realizzati anche un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse zone wifi. State vedendo le immagini appunto di questa inaugurazione. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.